Serie B-Win. Appassionati. Ben ritrovati da Gaia Brunelli per la 40ª giornata della Serie B-Win. Il posticipo del lunedì sera è quello del Braglia tra Sassuolo e Padova ed è la grande occasione per la squadra di Eusebio Di Francesco. Vincendo andrebbe in Serie A. Il pubblico è in attesa, ma di fronte si trova il Padova di Fulvio Pea, che scende in campo con un tridente importante: Raimondi, Cutolo e Zeduardo, Troianiello, Berardi e Pavoletti. Invece l'attacco del Sassuolo. Subito avanti il tentativo del Sassuolo, attenzione a Longhi, il suo tentativo di cross sul secondo palo. Jelenic però la tocca con un braccio, nessun dubbio per l'arbitro Di Bello. Sul punto di battuta parte il calcio di rigore di Terranova, 11 gol in stagione per il difensore del Sassuolo, che riesce a superare Silvestri. 1-0. Sassuolo avanti adesso con un altro tentativo da parte di Longhi, il colpo di testa di Pavoletti che termina fuori. Sassuolo che vuole il 2-0, allora Missiroli riconquista palla, ancora uno slalom da parte di Missiroli che la tocca con la punta del piede, pallone fuori, vicino al 2-0 il Sassuolo. Prova a farsi vedere il Padova, Rispoli per Cutolo, attenzione a Cutolo, entra in area di rigore, si sposta il pallone sul sinistro, il suo pallonetto è qualcosa di strepitoso. 1-1, 26 minuti di gioco, 11° gol stagionale anche per Agnello Cutolo, che la mette nell'angolino. 1-1, rovinata per il momento la festa a Sassuolo. Il tentativo di Berardi, ancora Berardi, al centro, il colpo di testa di Pavoletti, alto sopra la traversa. Inizia la ripresa, 1-1 dopo i primi 45 minuti di gioco. Attenzione al Sassuolo, il pallone dentro, la sponda per Missiroli, poi Laribi, la risposta di Silvestri. Ora ci prova il Padova, avanti con Rispoli, il suo tentativo al centro, Raimondi, la grandissima parata da parte di Pigliacelli sul suo palo, la devia così. Attenzione ancora il tentativo da parte del Sassuolo, manovra avvolgente, Magnanelli tenta il destro, la deviazione in angolo da parte di Silvestri. Pallone dentro, il tentativo ancora di Pavoletti, la sponda per Cipsa, nuovamente Silvestri, ancora in angolo. Il corner arriva in questo momento, c'è Magnanelli, la vuole mettere al centro, la sponda di Pavoletti, Bianco non trova lo specchio della porta, vicinissimo al gol del vantaggio il Sassuolo con Bianco. Ancora Sassuolo, il pallone a sinistra, prova il tentativo al centro, Missiroli riesce a girare ma non impegna Silvestri. Padova con il pallone al centro, il tentativo in profondità, c'è Babacar, il suo colpo di testa alto sopra la traversa, occasione per Babacar. Nuovamente Magnanelli in pressing, ruba palla, ancora Magnanelli, pensa al tiro, lo prova, pallone alto. Arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro Di Bello, finisce qui 1-1 tra Padova e Sassuolo, secondo match point mancato per la squadra di Eusebio Di Francesco.